a un certo punto il negadito l'Uganda, beh, ma l'Uganda è croccante. Vabbè, dicevo che effettivamente solo l'atterraggio con l'aereo per arrivare a quella montagna era un atterraggio su un campo semplicemente d'erba. Come che sei? Che tra l'altro 2 settimane prima mi scrivi quel che mi aveva prenotato il volo e mi fa: Ara, è successo un incidente, ti sono sicuro di voler ciappare il volo perché si è schiantato l'aereo atterrando, che era dei bufali e atterrando si è schiantato su una No, Perché eri cosa. bufali. perché era dei bufali. Sì, sì, è perché ha attraversato dei bufali. E ho detto, Madonna. Ara, se lei si assicura che sia libero, insomma, perché l'alternativa era 10 ore Sì, sì, sì. de van, tipo, che in Uganda non sai che se strade sterrate, insomma. Però anche in percentuale, cioè se era bufali il giorno prima, sarà stato giorni dopo. No, insomma, esatto. No, atterrando eh. ho visto gli elefanti che camminavano in zona, quindi sì, cioè proprio te atterravi così nella giungla. Però comunque anche là sempre mi scriveva e fa: "Ara, se al momento un ritorno dell'Ebola, quindi vedi se te vuoi fare come ci ho detto." Dopo di era passati i casi e sono andato, però è così, è difficile andare a viaggiare là, anche soprattutto l'Asia sul confine col Congo, che è una zona Congo abbastanza. Longhi, no? Sì, sì, Sempre. c'è comunque rapimenti dei turisti in quella Ah. zona, quindi bisogna stare attenti.